Dai ragazzi, ve lo spoiler, sì, sto prendendo il... Ah già scendere, bro! Ah già scendere, bro! Veramente ti faceva venire in certezza questa situazione. Per me era un pericolo. Mamma mia, mamma mia. No, sono problemi dei tuoi che voglio. Basta. No. Basta! Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Vi presento gli ospiti di questa sera. Con noi c'è Gianluca, c'è l'hacker russo, ragazzi, non l'avete mai visto, è Salvatore Attanasio. Poi c'è Johnny, il troppo serio, guardate. E poi c'è Vittorio, l'impennatore seriale. Siamo già in live da 1:30. Voi non la vedrete perché se non andate sul canale Viola, vi lascio il link in descrizione, vi perdete tantissime cose. Ci sono un sacco di spoiler tutte le volte che poi vi perdete. Anche oggi reagiremo a un video che... mi distrae ragazzi, questa persona mi distrae. Anche oggi reagiremo a un po' di video interessanti. Adesso in questo momento andremo a guardare un po' di clip. Format come perculare i tuoi amici in moto. In poche parole, qui abbiamo una 636 che ha un telecomandino che riesce a distanza a controllare l'accensione e lo spegnimento della moto, in modo tale che se nel caso cade o qualcosa uno può spegnerla e si evitano guai. Però noi l'abbiamo utilizzata in questo caso per perculare i nostri amici. Allora ragazzi, Andrea sta provando la 636. Lui ha un polsino, cioè in poche parole sotto il polsino al telecomando che la stacca e quando vuole la può spegnere. Accendila, accendila! Spegnila mentre in curva. Aspetta. Ma non ce la fai a staccare la frizione? Lei è un altro. In quel momento stai chiudendo... Provala tu, trovala tu. È come se... Vai, aspetta, devi provare Salvatore. Questo è il minimo? O tu mi prendi per il culo su qualcosa? No, ti giuro. Oh, ma come la stacchi la frizione, Salvatore? Mettila prima, se no non parte. Dopo 10 pezzi. Oh, ma no, Salvatore! E tu vuoi dire che sai portare la moto? Tutte le mie certezze Posso puntualizzare una cosa? Veramente ti faceva venire incertezze questa situazione. Cioè Deve essere quello veramente l'obiettivo. non ti rendevi conto quando provavi a... È perché anche se stavi accelerando, ti spegneva. Io ero convinto di premere qualche levetta con la gamba, qualcosa del genere. No, vabbè, io non ce la faccio. Ma se no io non ce la fa a fare un giro completo. Non la sai guidare tu. Comunque vuoi sapere qual è la verità? Accendila. Dopo 10 minuti. Ce la fai ad accenderla almeno, Salvatore? In che marcia stavi? In ottava? Ma devi pensare, ah. Potere dei Power Ranger. Ma ragazzi, allora, questo è bello, ma adesso viene il bello. Ragazzi, venite a vedere Gianluca come non sa portare una moto. No, io però mi dovete azzeccare. Parti, Allora si voleva prendere la sua vendetta. Tu hai detto che sai guidare? No, ma ho detto Si gonfiava lui. Ma no, vai, oh! Tu sai guidare, tu sai guidare. Ragazzi, c'è da puntualizzare. Davvero sono alto un metro e un po'. Quindi ogni frenata del genere per me era un pericolo. L'obiettivo era proprio quello di farti cadere o a te o a Già sono caduto Salvatore. io. Infatti noi cercavamo di spegnervela nella manovra mentre giravate, perché se tu in manovra giri e si spegne, boom, e ti abboccavi, tanto quella c'aveva le crash cage. Cioè già Maria la butta a terra un giorno sì E e, l'altro pure. altri 1000 pure. Cioè, non è che... Ma perché a volte si accende, a volte no? Aspetti le macchine, hai paura, sì? Vai, 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 ora. Ma sei buono proprio! Non lo so. Ah! Scemo! Io dacci guidavo, metto pesce. Mi dissocio. Io mi dissocio, Ci dissociamo da quello che avete appena sentito, era perché semplicemente lui è quello che aveva detto. Fra, Ti spegni mentre accelero. perché non stacchi bene la frizione. Fra, questa la frizione devi giocarci. È fatta da stante apposta, se non ci giochi con la frizione non cammina. Anche mentre accelero. È normale. cambia subito, cambia. Cambia, cambia. Ma torna a spinta qua. Ha detto io metto 50 euro di benzina stasera, ma finché non imparo. Vedi, vedi,
Ma perché si era spinta? Lo sai perché? Perché sei un cazzone. Però cazzo, nano. Guarda come gioca con la frizione, Nicola. Vedi come si fa? Ragazzi, dovete guardare la mia faccia. Scioccato del fatto che lui riusciva e io no. Un uomo Cioè, il mob. Si no sul grip. Tanto il pieno non paga lui. Sì, ha detto che te lo fa il piede. Vai. Vai. Seconda. Scemo! Bellissimo. Ma è bellissima questa cosa. Questa cosa è bellissima. E lo sta sudando e sta accusando veramente. Dai, gira, attento al camion. Bastare. Dai, figli, davanti al camion. Allora, se vuoi. posso capire il motivo. No, secondo me non stacca bene la Ragazzi, frizione. Quanti? Io mi stai rendendo Stava accusando tantissimo. Quanti dita la tocchi la frizione? 2. E ce l'ho detto già con una. È È monodita. fatta apposta per essere. Questa è monodita. Ho inventato 10.000 cazzate. La frizione monodita. È monodita, ma esiste come te monodita? Te lo diciamo perché ti sei uno scarsone. Tenga te tre puff. Ti dico solo una, A me ci vanno pure tutte e quattro a coppa. ti dico solo una cosa, che ieri a Salvatore l'abbiamo mandato al manicomio. Cioè te lo comandino a distanza. La mia risata. Il momento della realizzazione. Eri talmente distrutto che non ci hai mandato a fanculo. No, ero. Alla, questo- Sono sollevato, ce l'ho fatta a scoprire. So guidare. Non ha detto Adesso parolacce. le stavo iniziando a dire, vero, le parolacce. Mo lo fa portare normale, per piacere. Assolutamente no. Assolutamente no. Prima il pieno. No, non fa vero, perché si a me. Guarda. Dai ragazzi, ve lo spoilerò, sì, sto prendendo. Così vi porterò tanti bei video in off-road e quella ci servirà anche, cioè servirà anche a tanti di voi per fare off-road. Dalla Vedete il mio nome, guarda. Allora. Perché ho detto il no? Il no l'ho Perché ti sei detto. sfondato la schiena quando stavi cadendo. Ogni volta che atterravamo in questo modo. Oh, lo spoiler ragazzi della prossima live. Se volete acquistare il mio CB500F, contattarmi su Instagram Gianluca Molinari ____. Mettilo solo in Ma perché hai fatto trattino basso? Cioè, Buccelli. Trattino basso. Perché ne ha 3. Perché sei basso. Vai, bussali. Ma che urli a fare? Ma se non la sai guidare la moto parcheggiala, bello! Hai capito? Ha già scene, non fa? Ha già scene, non fa? Ma stiamo scherzando, almeno qua. Siamo amici! È tutto uno scherzo! Io gliel'ho dovuto dire perché realmente gliel'ho dovuto dire perché ve lo giro non si vede Vagiu. Ma credetemi, nel momento in cui io allungo la mano che per dargli lo schiaffo, quello fa una faccia. Non vi faccio vedere tutto il resto perché non sanno idea, che però. c'è un crash. Cioè, guarda qua. Guarda qua. Guardalo! Mamma mia, voglio. Non c'è nemmeno il casco, ce l'ho detto bravo. Qua giù, azzeccato. La turista che stava qua ha fatto la faccia sbiancata. Fra, questo ti stava attaccato proprio nel culo, eh! No, lui aveva fatto l'imbenatella giù a tutto il viale e là aveva abbassato e se ne stava venendo piano. Ma questo è attaccato dietro. No, è lui che stava andando, ma ti era attaccato proprio al culo, cioè. Il bello arriva Che no- qua, che questo risale. Risale. Voleva dare la colpa a lui. E ti dico solo questo. No. Sono problemi dei due che voglio. Ah, basta. No, No. Basta! Clicca. Vi lascio così perché sono un pezzo di
in merda perché vi dovete venire alla prossima live, dovete venire. Abbiamo fatto anche uno spoiler importantissimo della prossima live di lunedì, ragazzi. Non ve la perdete perché qui Oh, ma è Natale lunedì A prossimo. Natale. È Natale. facciamo la live a sera, tutto quanto insieme a Natale. La live Tutti di quanti con i Natale. cappelli di Babbo Natale. La live di Natale, che dite? Vale, come prima volta mi sono preso il Voce Brivido. Voglio la voce nuova, sarebbe quella con il LED, giusto? La Brivido R, è quella con LED. Voglio. Esteticamente è bella. L'ho vista Celestina durante i Babbi in moto, è spettacolare, anche Celestina. Ma vedi, Bella, non anzi. ti posso dire che secondo me la moto più calda del momento è CBR. Lei è la ZX4R di Kawasaki. Voglio la ZX4, sono curioso di provarla, è l'ho vista. altissima. 80 cavalli per 400 di cilindrata. Pensa che parte il contachilometri, parte da 4000 giri. Parte da 4.000. Non c'è sta proprio 1000, 2000, 3000, 4000, cioè il 3000 non c'è proprio scritto. Parte direttamente da 4000. Fagliela sentire. Guarda là come sfizionato. 4 cilindri. Cioè nemmeno la mia 07 non diceva questo. Ma questo l'hanno fatto per sfidare la 07. 80 cavalli, Pure Salvatore. secondo me. È pensato per sfidare l'R7 in pista. Questa l'hanno fatta, hanno fatto una categoria. Questa è proprio per gli americani. Allora voi dovete capire che non esiste solo il mercato italiano. Nel mercato americano è spopolato tantissimo l'R7. Sia per un uso pistaiolo che per un uso stante. Spopolata, spopolata, pieno. Cioè, io vedo i se video, prima ogni americano in casa aveva sicuramente una pistola e un Grom, adesso hanno una pistola, un Grom E un e un R7. Sicuro. E adesso quello che hanno fatto con la Kawasaki è trovare la moto che la batte e a posto di essere bicilindrica è un 4 cilindri, quindi richiama quei vecchi stili e anche se la vuoi fare da stunt è molto più comoda Sì, è anche molto più rispetto performante. al bicilindrico. Vogliamo rivederlo. Video in cui cadi con la bicicletta. Dai. Guarda che parte già io ogni volta che sono triste vado qua e mi guardo questa parte. Vai, è troppo bello. È solida, si sente che è una bicicletta solida. Io continuo a farmi i miei salti. a farmi It was at this moment that he knew. Non l'ho finito di dire. Bam. C'avevi il casco. C'avevi il casco. No, ma guarda la ruota dove è arrivata, bravo. Assurdo. Sì, è lo spiazzale, ti vengo ad aprire subito. Frra. La live si è tramutata in un reagiamo ai miei crash. Sì. Già abbiamo reagito a quello della bici. Oh, ma chi sa che gli ha tutto maionese e tutto cosa fa? No. In un frame mi sembra che si vede anche lui col telefono in Sì, mano. sì, mo si vede in mano. E stava facendo la storia. Lui ha fatto la storia che stava girando così. Guarda. Guarda, c'è ancora il telefono in mano, eccolo, carica eccolo, storia. eccolo. Da quel giorno ho messo gli stivali. Guarda, qui qua lascia la macchina continua a scendere, guarda. Mi viene addosso, poi mi viene nella moto, io l'ho tagliata quella parte. Ragazzi, sbagliatissimo. Fermatevi quando cadete, cazzo. Ragazzuoli, che dire? Fast ride. Finisce Fast ride by night, anche ragazzi. oggi questa live. Però deve finire con stile. Andiamo a fare un fast ride Posso farla in the finire con night. stile? Vai, no, deve fare. Aspetta, liberiamo tutto. I wanna if you know, I'm not in Tokyo. If you see it, can you mean it? Can you go you on the no? I stand for the arse. Hey! I stand for the arse. Ok, può terminare. Ragazzi, buonanotte. Noi ci andiamo a fare questo giro in notturna in moto. Ci becchiamo nella prossima live lunedì. Rimanete connessi che sarà una live molto caliente. Ciao!